corso. No, ma è giusto, meglio dirle i dubbi qua, perché se torno a casa col dubbio poi diventa un oceano. Se il corso vi portasse a dovervi allenare poi a casa, quello che vi dicevo prima nessuno applicherebbe più, perché abbiamo poco tempo, siamo stressati, siamo di corsa. Quante volte ti succede di, non so, ci si dava del tu, giusto? Un numero di telefono, cioè quante occasioni avete ogni giorno di usare la memoria? Quante? 2000. Quindi cosa succede? Magari all'inizio sei un pochino più lenti rispetto a... Ma vi faccio l'esempio dell'esercizio di prima. Pensate che ho avuto un avvocato, era venuto in presentazione con il suo commercialista. L'avvocato si è iscritto con la figlia e il praticante legale. Il commercialista ha detto, ah sì, tanto sono le solite fregature. Il mese dopo c'era il commercialista al corso, perché il sabato sera, qualcuno conosce i ristoranti di pesce veneto? No, ma voi sfiguratevi, se avete tanti ristoranti buoni qui. In Veneto c'è la Riviera del Brenta, ci sono dei ristorantini buonissimi, ce n'è uno, si chiama Cera, dove vanno di solito gli imprenditori con i clienti migliori, perché una cena di pesce lì costa senza il vino sui 200 euro a persona. Allora, questo avvocato arriva la domenica mattina con un sorrisone così, ho detto Paolo, un avvocato di Belluno, Paolo cosa hai combinato? Il prossimo mese ti arriva il commercialista perché ieri sera ho vinto 3 cene di pesce, per me, mia moglie e mia figlia da Cera. Io scherzo, però sapete quanti ragazzi, soprattutto i ragazzi giovani, voi siete qua adulti, però il corso poi è aperto anche ai ragazzi, chi ha figli e tutto, potrebbe essere utilissimo. Vi dicevo... I ragazzi poi come si divertono ad applicare? Anche giocando, facendo la scommessa con l'amico, però io dico non più della pizza, vi prego, se no è come rubare le caramelle ai bimbi. Però capite il senso? È immediato, cioè l'applicazione è immediata, solo che all'inizio ci devi un po' pensare, come guidare una macchina. Cioè non è che devo stare a casa a studiare come si fa a guidare una macchina, per imparare a guidare cosa devo fare? Guidare. E quante occasioni avete ogni giorno di guidare? Tante. Quante occasioni avete ogni giorno di usare la mente, la memoria? Infinite. Da un nome di una persona. Chi studia inglese sono utilissimi per l'inglese, per le lingue. Infatti in Svizzera mi adorano per le lingue straniere, perché lì non sono come noi italiani che ne sappiamo un dialetto. Lì se non sai almeno 4-5 lingue, infatti io mi sento malissimo. Non so, i nomi delle persone, una procedura di lavoro, organizzare una riunione. Avete già pensato dove potreste applicare queste tecniche? Cioè ovunque. Cosa? A 360, io adoro poi il vostro accento, spero di prenderlo un pochino, di eliminare il mio veneto a 360 gradi. Puoi insegnare stasera per abbinare volti e nomi? Beh, ma volti e nomi, intanto per i nomi, primo segreto è ascoltarli, perché quando la persona mi si presenta non l'ascolto neanche il nome, primo sono convinto che tanto la mia memoria fa cilecca. Poi i bambini, vi do proprio la punta dell'iceberg della tecnica, i bambini perché ricordano i nomi? Dario, dromedario, fanno un'associazione simpatica e immediatamente, se una persona vi si presenta e si chiama come vostro fratello o sorella, voi sapete poi, ricordate il nome di quella persona, perché in modo naturale fate che cosa subito? Un'associazione. Dai, qualche altra domanda? Prego. C'è un limite di età? Io ho dai 6 anni in su. Diciamo che al corso, poi in base a quanti sarete, infatti poi vi darò costi, tempi, tutto quanto, anche per aderire, perché non so, io ve lo tengo, ve l'ho proposto io, ve lo tengo io, vi dico, su questo sono abbastanza esperta perché sono 16 anni e mezzo che li tengo, quindi non è poco, non è poco, e ne tengo circa 5-6 al mese, quindi non ne tengo pochi, perché i weekend ai privati, durante la settimana le aziende, le associazioni. Vi dicevo, c'è una parte però dove i bimbi vengono presi da parte, c'è una mia collaboratrice che è insegnante proprio, le insegna alle scuole medie elementari, educazione fisica, però è da 5 anni che mi segue e fa applicare le tecniche ai ragazzini sui loro libri. Sì, quindi se avete figli, bambini, anche perché i ragazzi poi si motivano perché si vedono più veloci di voi. Hanno meno filtri. No, ma poi sapete cos'è? Diventa, sì, guarda, io adesso è stato bellissimo sempre a Lugano, un bambino che mi sembrava che non stesse attento, che fosse per aria. Il mese dopo torna perché gli era piaciuto l'ambiente, è tornato a trovarci. C'era una maestra che stava per andare in pensione, le mancavano 6 giorni per andare in pensione. Il bimbo che insegnava la maestra.
Cioè, vi assicuro, ma capite perché amo quello che faccio? Per i ragazzini cioè l'adulto è un must, ma un ragazzo che impara a studiare con questi metodi, gli date un regalo per tutta la vita. Difatti adesso vi dicevo che ho fatto un corso di comunicazione agli insegnanti, ieri sera avevo qualcuno, questi insegnanti adesso vogliono fare questo corso, perché anche per un insegnante è utile, perché poi fanno meno fatica, perché se i ragazzi ricordano di più, pensate per i ragazzi studiare con questi metodi. Perché non li insegni? Io non volevo aprire la parentesi. La domanda arriva sempre. Non volevo, cioè io li tengo spesso anche per le scuole, tantissimo, quando ho degli insegnanti aperti, perché spesso ho degli insegnanti che privatamente fanno il corso e poi li portano a scuola. Non fatemi entrare in polemica, però più siamo ignoranti, più siamo manipolabili, e qui chiudo, perché ad alti livelli queste tecniche le conoscono. Ve lo dico perché lo vedo con la lettura veloce, un lettore veloce si vede dagli occhi. Io vedo a volte in TV giornalisti che muovono gli occhi in un certo modo e quindi loro le conoscono. Perché non iniziamo proprio ai episodi? Le ricordi tutti quei nomi? Bravissimo, bravo, mi dici il tuo nome? Gino, bravissimo. Adesso se tu me lo chiedi sì, se no io fra un giorno li avrei cancellati. Per un motivo, la memoria si divide in breve, medio e lungo termine. Queste parole per me non hanno nessun senso. Se voi chiedetemi un numero o una parola. 4. Al 4 abbiamo dado. Saldatrice? Al 16 sogno, saldatrice, saldatrice, 17. Elmo? Cosa? Elmo al 12. Se tu me lo chiedi, Gino, se tu me lo chiedi, cosa faccio io adesso? Mentalmente dal mio archivio del breve termine le inserisco nel medio termine. Altrimenti no, perché le cose, però sono io a deciderlo. Pensate al potere che ci dà questa cosa, sono io a deciderlo, non è il tempo a deciderlo. Quindi Se tu vuoi, io ti do il foglio, fra 2 giorni se vuoi li puoi memorizzare che rimangono lì. Cioè Sì, tutto il tempo è come se io fisicamente le avessi messe nella mia stanza del breve termine. Se tu mi dicessi le voglio sapere fra 2 giorni, io le sposto. li metti di là. Ok. No, vabbè, la memoria naturale cancella spesso. Appunto per quello esistono delle tecniche per decidere. Perché abituato proprio a cancellare sistematicamente? Sono dei modi a volte per difendersi. Sicuro, però è proprio così. Con la tecnica si va a supplire a questo, assolutamente sì. No, vi assicuro che non abbiamo bisogno di hard disk esterni, abbiamo la mente che può contenere tutto se organizzato bene. Pensate alla valigia quando è tutto messo bene, quando tornate alle vacanze che sembra che non ci stia più niente. Dimmi Gino. Lettura veloce? Sì, lettura veloce vi accenno. Avete qualche altra domanda su memoria? A me interessava questo, avete già pensato tutti dove poterla applicare? A tutto? A tutto. Voi che lavorate, vi assicuro, io la uso. Ieri sera alla serata sul time management dicevo, guardate che io uso le tecniche di memoria per organizzare il mio tempo. Uso le mappe mentali per organizzare il tempo, è la tecnica migliore. Per chi come voi ha un sacco di lavoro proprio fisico, è il metodo migliore. Ma anche con la famiglia, Sì. Poi vi porterò, capite perché faccio i traslochi? Vi porto 2 valigie fisiche di applicazioni degli ex allievi di tutti i settori, perché è bello vedere, ho avuto aziende che hanno incrementato il fatturato perché hanno fatto il menù delle pizze in questo modo. Ci metteva meno il cliente a scegliere, in una pizzeria di 200 coperti, se il cliente ci mette meno a scegliere, cosa succede? Cioè, applicazioni veramente, secondo voi in 16 anni e mezzo quante cose ho visto? Tante. Allora adesso vi illustro qualcosa sulla lettura veloce e poi vi do il programma di uno e dell'altro, perché sono 2 corsi. Di solito preferisco sempre promuovere, cioè, 2 cose diverse, perché tanto io so che chi fa il primo poi se è contento, e quindi è contento, fa anche il secondo. Lettura veloce, abbiamo imparato a leggere a 6 anni. Quante volte ve l'ho chiesto all'inizio? Si inizia a leggere, arrivando in fondo ci si chiede cosa ho letto. Quante volte accade? Spesso, troppe volte, troppe. E quindi cosa succede? Che il cervello si distrae. Perché noi leggiamo dalle 100 alle 200 parole al minuto. È l'unità di misura.
quante parole in un minuto l'occhio riesce a leggere. Potremo leggere più di 1000 parole al minuto. Questo spazio in me se ne va via in distrazione. Più sono lento, più mi distraggo. Se questa sera avessi iniziato a parlare grazie Gino. Voi ridete, ma almeno una persona lenta l'avete conosciuta nella vostra vita e mentalmente vero che viene nervosa. Certo. No, ragazzi, aspettate, scusate. Questo è importante perché sembra un inno alla velocità. Per assurdo con le tecniche sono molto più tranquillo e calmo. Perché non è un inno alla velocità, è un inno ad usare le mie capacità. Perché mia mamma era maestra, mi insegnava lei per gustare bisogna leggere piano. Poi in un weekend di corso in cui lei mi aiutava nel backstage, si è letta in un weekend inshallah. E lei mi diceva, io la lettura veloce non la uso. Diventa naturale, è naturale leggere come facciamo adesso, perché è come se noi, signora, camminassimo così, ok, non ho la lentezza, ma camminare così mi stresso. Capite cosa intendo? Cioè, dipende dalle capacità che ho. Cioè, se io devo andare a cavallo a Milano, non parto. Se posso uso l'auto, cioè ci sono gli strumenti, è bello sempre poter scegliere, più possibilità di scelta ho, più, non è che poi vado solo in un modo o nell'altro, posso scegliere. Tanti non possono scegliere. Con la lettura veloce, come obiettivo minimo, si arriva dalle 3 alle 5 volte in più. I più sfortunatini, i più fantozzi. Vi dico, la media dei miei gruppi è sulle 6-7 volte, anziché 6-7 ore, un'ora. Io vi garantisco, io di solito garantisco 5 volte, anziché 5 ore, un'ora, gustando di più. Per me lettura è relax. Io quando leggo mi metto spapparanzata sul divano, sul letto, perché ho bisogno proprio di staccare la spina, di vivere quello che leggo. E leggo così senza rendermene conto. L'occhio si stanca meno a leggere veloce. Perché se io del mio cervello uso il 20%, nell'ipotesi più rosea, l'80% cosa fa? Pensa ad altro. Usarlo a 20 Già, sì. Addirittura, signora, pensi che i dislessici, io sto avendo tantissimi ragazzini dislessici perché ho ottenuto i risultati primi, poi le mamme cosa fanno? Mi mandano gli altri. Che il dislessico migliora di 10-12 volte. Perché il dislessico, più sono lento, più ho spazio per migliorare. Lettura veloce dura molte poche ore. Di conseguenza sarebbe propedeutico memoria a lettura veloce. Difatti vi do i programmi. Quindi sulla lettura veloce, ok, che aumenta la velocità, ma aumenta in proporzione la concentrazione e la comprensione, perché elimino la distrazione. La lettura, noi leggiamo parola per parola, è come leggere la parola a casa. In prima elementare abbiamo imparato a leggere k, a, s, a, in un tempo ipotetico di 4. Senza farmi le boccacce, fate così. Il nostro campo visivo è molto molto ampio, nella lettura noi lo castriamo. Vedete che qualcosa si muove se fate così? Perché il nostro campo visivo è di 180 gradi, noi nella lettura usiamo 30 gradi. Poi abbiamo imparato a fare che cosa? Casa. Poi abbiamo imparato a fare casa. Capivo di più nel leggere k, a, s, a o casa. Mi sono fermato lì. Quindi leggendo parola per parola il cervello si perde. Vi do il programma, dai, che ore sono? Dai, 10 minuti e vi do il programma. Allora, il programma è venerdì, sabato, domenica. Venerdì gli orari sono dalle 18:30, così anche chi lavora, chi ha, fino alle 22:30. Ok, ci siete? Poi, è volato il tempo abbastanza stasera?
Quindi vi assicuro che adesso ho fatto solo una cosa frontale, venerdì vi faccio lavorare, quindi è molto più, passa ancora più veloce. Il sabato dalle 9 alle 18:30 c'è un'ora e mezza di pausa pranzo. La domenica è come il sabato, dalle 9 alle 18:30. Il sabato uscite, che sapete già fare quello che avete visto qui. Il sabato si fanno le tecniche per le lingue straniere, ricordare i nomi, numeri, date, calendario, tutto ciò che è importante per il lavoro. La domenica è la parte vera del corso, che sono il sistema del mind mapping, le mappe mentali, come organizzarsi. Domenica idem, si finisce un'oretta e mezza magari dopo, perché chi vuole già la domenica sera inizia la prima lezione di lettura veloce. Perché? Per evitare magari a chi è lontano di lettura veloce, perché funzioni, non si fa in blocco, ma sono la prima lezione già domenica sera, la seconda lezione poi ci si metterà d'accordo qui con voi e con le sale dell'Assa Industria, riusciremo a organizzare che cosa? Un altro incontro di 2 ore e mezza dopo circa 15, 20, 25 giorni, perché bisogna dare il tempo fisico all'occhio di allenarsi, perché è una questione nella lettura veloce di muscolo. Chi ha problemi di vista migliora la vista, sono esercizi che insegnano gli ortotici per rafforzare i muscoli orbitali. Poi avete la rifrequenza gratuita del corso, potete rifarlo tutte le volte che volete, io li tengo, cioè in Veneto ne tengo almeno uno al mese, quindi potete rifarlo tutte le volte che volete. L'assistenza gratuita, un dubbio, una domanda, vi lasciamo la mail dei miei collaboratori, dei miei assistenti, quindi a me non interessa, mi cambia la vita un corso in più, mi cambia che voi siate contenti, perché se voi siete contenti è prima una soddisfazione, secondo è passaparola positivo, giusto? Cosa? Chi ha bisogno, sì, chi ha bisogno vi lasciamo le mail, cioè assolutamente, ormai con l'elettronica possiamo, perché noi la sede l'abbiamo in Veneto, quindi è un po', però ormai ci si può. Poi avete il materiale didattico, quindi avete un manuale del corso, un attestato, e investimento economico. No, io sono felicissima con voi stasera, perché vi dico che da quando è entrato l'euro il corso, da me, chi viene da me a Padova, Treviso, a Lugano, costa così. Io sto male a questa cifra perché nel 95, quando l'ho fatto, l'ho pagato 990.000 lire, se ci pensate, nel 95. Vedetelo come un investimento, vi assicuro, quello che a me interessa è vediatelo come investimento, perché quante volte siamo abituati a buttare, cioè questa cifra cambia la vita a me o voi? No, quanti soldi buttiamo via? Tanti, siamo poco abituati a investire dove? Su di noi. Dove, guarda, sai cosa è successo una volta? Ho avuto un ragazzino che si è venduto il motorino per fare il corso. Cioè, chi è più motivato, i soldi, io lo vedo, chi è motivato, le risorse le trova, siete d'accordo? Chi capisce il valore, questa cosa può valere 0 o 1000 o 10.000 a seconda di quello che per voi è importante. Io so cosa può dare perché per me cioè, l'apprendimento è la base di tante cose, però starà a voi scegliere. Se ci sarete mi fa piacere. Le date sono il 25, 26, 27 novembre. L'unica cosa, se riuscite, vi chiedo solo una cortesia, avete lì il modulo a comunicare chi vuole esserci entro la prossima settimana, al 4, ci fate un regalo per un motivo. In Confartigianato, vi parlo del 2009, ho dovuto lasciare, io chiudo, la soglia mia è 40, che è già alta, però devo avere, io e i miei collaboratori non posso dirglielo una settimana prima, perché devo portarli giù, devono organizzarsi, ok? Abbiamo dovuto la prima volta in Confartigianato non accettare più persone, l'abbiamo rifatto dopo 2 anni, vi dicevo quest'anno a gennaio abbiamo fatto 2, abbiamo sdoppiato il corso, ne abbiamo fatti 2 a gennaio, 1 a marzo, 1 a maggio, domani sono di nuovo da loro a farne un altro. Quindi solo per una questione organizzativa, perché essendo la prima volta che si fa in zona sono certa che l'interesse è alto, quindi se riuscite a dirlo, non per me, per loro si organizzano meglio. Preferisco dirvi meno di ciò che è. Potrei dare la rifrequenza gratuita se non fossi certa che i risultati ci sono.
Pensateci, quanti corsi vi danno la rifrequenza gratuita? A un corso di inglese avete rifrequenza gratuita? A un corso di chi vi dà la rifrequenza gratuita? Ve lo do per un motivo, perché so che funziona. Se qualcuno dice, mi è successo una volta con un signore, aveva 75 anni, l'ho chiamato Mister Cazzarola, era simpaticissimo, è venuto al corso, si è iscritto, mi ha detto, già quando si è iscritto giusto proprio in presentazione, subito in serata si è iscritto, perché noi coi privati chi vuole si iscrive subito. Mi ha detto, guarda, io mi iscrivo, però sappi già che almeno 2 volte lo faccio. Allora, il mese l'ha fatto la prima volta, era tutto contento, il secondo mese, me l'aveva già detto, è tornato, ma dovevi vederlo, con i ragazzi giovani, si alzava in piedi, ma Cazzarola, vedi com'è facile, cioè è diventato per quel corso il mio collaboratore, anzi io sono contenta quando ho qualcuno che lo rifà. Perché sono contenta quando qualcuno lo rifà? Perché mi aiuta i nuovi, e i nuovi non si rifanno a me, ma si rifanno all'allievo che l'ha già fatto. Magari a Cazzarola, magari non, ripeto, qualcuno lo rifà perché, cosa volevo dirvi? Per ammortizzare il costo. No, perché... Poi, ragazzi, a me interessa questo, penso che si senta, esiste un wireless, no? Esiste il wireless? Nel senso che via wireless passano dei dati, cioè se io mi connetto alla linea dell'Assindustria qui, mi danno la password, io senza cavi, sapete che esiste anche un wireless mentale, cioè se qualcuno si siede vicino a qualcun altro al cinema e quel qualcun altro è depresso, l'effetto che ho io nel guardare il film quando sono seduta vicino a una persona depressa è inferiore come piacevolezza rispetto al fatto che fossi seduta vicino a qualcun altro. Quindi secondo voi lo sentireste se quello che io dico è vero o falso? Si sente? Abbiamo la sensazione... Ok, ripeto, poi per me è una zona nuova, quindi a tutte l'interesse a far sì che... No, io non sono depressa. Vabbè, io prego. Li fai tu direttamente? Ve lo tengo io, promesso. Tutto garantito. Garantito, ve l'ho proposto io, ve lo tengo io. Io mi sono laureata in psicologia del lavoro e delle organizzazioni a Padova. Però non amo dire che sono laureata perché, vi dico, probabilmente la laurea, se non avessi fatto il corso non l'avrei mai presa. L'ho presa perché ho avuto gli strumenti giusti e mi ha permesso di fare anche tante altre cose. Sì? Quando io vedo che una cosa, non è che lo cambi totalmente, lo vai a integrare. Quando io vedo... Beh, allora, se venite al corso e dite no, io torno a casa, non faccio niente, la bacchetta magica, perché solo con il principio dei vasi comunicanti si è trasfusa in me la scienza, state a casa. Però non è come diceva Gino che bisogna poi stare a casa a studiare mezz'ora al giorno, no, è una tecnica che già da bambini usavamo, quindi è un risvegliare, cioè educare, cosa significa signora? Non vuol dire buttare dentro, quindi io vi do uno strumento che in realtà dentro di voi c'è già, per quello risulta facile. Difatti la cosa che mi fa a volte sorridere nelle persone che mi dicono ma perché se è così facile non me l'hanno insegnato prima o non ci sono arrivato da solo? È semplice, sono le piccole cose che fanno una grande differenza. Grazie mille, grazie.